Sono due le persone residenti in regione che hanno contratto il virus del dengue, entrambe presentano un decorso normale della malattia, la ragazzina triestina è già a casa, sarà loro offerta la somministrazione del virus. Sono state messe in atto le operazioni di disinfestazione localizzate per scongiurare la diffusione della patologia e non si rilevano ulteriori criticità. Inoltre, la regione ha provveduto a distribuire il vaccino alle aziende sanitarie. La vaccinazione potrà essere richiesta ai dipartimenti di prevenzione. E quanto è stato rilevato oggi nel corso di un incontro svoltosi a Udine, cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La regione inoltre ha adottato un piano che pianifica le azioni di contrasto al diffondersi di malattie trasmesse dalle punture di zanzare, quale appunto il dengue. Sintesi una malattia virale trasmessa da zanzare. Sono delle zanzare che pungono soprattutto di giorno. Un piano che declina sul territorio regionale le indicazioni internazionali e nazionali mirate a garantire una sorveglianza integrata, nonché il controllo del vettore del virus per prevenire una malattia che si presenta sintomatica. Nella gran maggior parte dei casi, quindi forse intorno al 75%, la malattia è asintomatica o dà dei sintomi scarsi che il paziente può, anche trascurare. In un quarto dei casi invece possono esserci dei sintomi solitamente banali, come febbre, mal di testa, dolore ai muscoli, dolore alle ossa. Ci può essere un piccolo esantema, un rash e un po' di astenia, insomma una sindrome similinfluenzale. In realtà poi vi sono sintomi di allarme più specifici. Quando c'è una dolorabilità addominale che perdura, un vomito persistente, quando si vede che magari si iniziano a gonfiare le gambe, soprattutto negli anziani, quindi un segno di accumulo di liquidi, sanguinamenti delle gengive soprattutto, o sangue dal naso, quindi epistassi, o sensazione di estrema sonnolenza,